Ecco il Volley Clodia, seconda classificata regionale Under 13 nelle finali di Solesino. Paolo Veronese, allenatore, che partita è stata quella di finale contro la Comitense? È stata una partita molto difficile fin dall'inizio, soprattutto perché non siamo riusciti a recuperare innanzitutto il nostro capitano, infortunatosi ieri pomeriggio. Quindi già credo che il protagonista di questa stagione si sono togli comunque una Comitense davvero brava, che ha meritato in pieno questa vittoria, che non ci ha lasciato praticamente giocare, soprattutto quando attaccava dal centro. Quindi grosso merito ai ragazzi di Padova. Un grazie grosso anche alla mia squadra che ha fatto una stagione straordinaria, perdendo praticamente più partite su 30 che abbiamo fatto quest'anno. Quindi campioni provinciali di Venezia, che comunque è sempre un titolo importante perché c'è una realtà forte, vice campioni provinciali, vice campioni regionali su secondi su 106 squadre che hanno partecipato quest'anno in tutta la regione. Tra l'altro un'esperienza nuova quella del Volley Clodia, una società giovane. Esperienza nuova, infatti per noi è la prima volta che arriviamo ad una fase regionale con la 13 femminile, finale, quindi vuol dire meglio di così insomma non si poteva sperare. Questa fusione che abbiamo fatto tra le varie realtà di Chioggia ha iniziato a dare i suoi frutti. L'emozione più bella, più grande di questa stagione qual è stata? La finale del campionato provinciale contro San Donà, perché battere San Donà non è di tutti i giorni, quindi quest'anno siamo usciti 3 volte, quindi chissà che sia di buon auspicio per il futuro. E allora grazie e complimenti a tutte le ragazze del Volley Clodia.